Papa Francesco istituisce la Domenica della Parola di Dio. Sarà celebrata la terza domenica del tempo ordinario, un giorno per riscoprire il senso pasquale e salvifico delle Sacre Scritture. Nessuno si è escluso dalla società e l'invito del Papa nella giornata del migrante, figura a cui è stato dedicato un monumento in piazza San Pietro. Non possiamo restare indifferenti alla miseria. La società dei consumi ci rende indifferenti all'altro. A Rupinaro il vescovo invita a considerare i migranti delle persone e non escluderli dalla propria vita. Scade oggi l'ordinanza della Capitaneria che consentiva l'utilizzo temporaneo del molo Langano e del pontile 1 al porto Riva di Rapallo. Moneglia, nelle prossime settimane partiranno i lavori in corso Libero Longhi. Il comune completa il lastricato delle scalette Gemelli sino ai bagni Letizia, costo dell'opera 250.000 euro. Un ottimo pareggio per la Virtus Entella nella difficile trasferta contro il Benevento. 5 i punti conquistati dai biancocelesti nelle prime 3 trasferte della stagione e sabato si vola a Crotone. Buonasera a tutti, gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Papa Francesco con un motu proprio ha istituito la Domenica della Parola di Dio. Sarà celebrata la terza domenica del tempo ordinario, un giorno da vivere in modo solenne per riscoprire il senso pasquale e salvifico della Parola di Dio che spinge in modo sempre rinnovato ad uscire dall'individualismo per rinascere nella carità. Il documento è stato reso noto proprio questa mattina. Sentiamo. Con la lettera apostolica in forma di motu proprio Aperuit Illis, Papa Francesco stabilisce che la terza domenica del tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della parola di Dio. Il documento è stato pubblicato nella memoria liturgica di San Girolamo all'inizio del 1600° anniversario dalla morte del celebre traduttore della Bibbia in latino, che affermava l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Francesco spiega che questa iniziativa, già pensata a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia, intende rispondere a tanti fedeli che chiedevano che fosse istituita la Domenica della Parola di Dio. Un momento, spiega il pontefice, che si colloca in un periodo dell'anno che invita a rafforzare i legami con gli ebrei e pregare per l'unità dei cristiani. Francesco esorta a vivere questa domenica come un giorno solenne. Sarà importante che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all'Assemblea il valore normativo che la parola di Dio possiede. I vescovi potranno in questa domenica celebrare il rito del lettorato o affidare un ministero simile per richiamare l'importanza della proclamazione della parola di Dio nella liturgia. Anche in questa occasione il Papa ribadisce l'importanza della preparazione dell'omelia. I pastori hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprendere la Sacra Scrittura. Non si può improvvisare il commento alle Sacre Scritture, scrive il Papa, che poi spiega: a noi predicatori è richiesto piuttosto l'impegno di non dilungarci oltre misura con omelie saccenti o argomenti estranei. Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sacro, allora si è capaci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore delle persone che ascoltano. Francesco esorta a non assuefarsi mai alla parola di Dio, che richiama sempre in modo nuovo all'amore misericordioso del Padre, che chiede ai figli di vivere nella carità. La lettera si conclude con un riferimento a Maria che ci accompagna nel cammino di accoglienza della parola di Dio, insegnandoci la beatitudine di coloro che la ascoltano e la custodiscono. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa in piazza San Pietro, invitando i fedeli ad amare il prossimo, facendosi prossimi di tutti i viandanti abbandonati nelle nostre strade. Nessuno si è escluso dalla società, ha ripetuto il Papa all'Angelus prima di inaugurare il monumento al migrante. Lo vediamo. Celebrazione particolarmente vivace e colorata in piazza San Pietro. Il Papa afferma che tratto distintivo del Dio di Israele è la sollecitudine per i più vulnerabili, forestieri, orfani e vedove, e che anche a noi il Signore domanda di mettere in pratica la carità verso di loro senza lasciare fuori nessuno. Ma, afferma Francesco, è necessario anche riflettere sulle ingiustizie che generano esclusione. Il mondo odierno è ogni giorno più elitista e crudele con gli esclusi. Ma come cristiani
non possiamo essere indifferenti di fronte al dramma delle vecchie e nuove povertà. Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato di fronte alla miseria di tanti innocenti. Non possiamo non piangere, non possiamo non reagire. Chiediamo al Signore la grazia di piangere, quel pianto che converte il cuore davanti a questi peccati. Nessuno rimanga escluso dalla società, che sia un cittadino residente da molto tempo o un nuovo arrivato. All'Angelus, dal sagrato di Piazza San Pietro, il Papa ribadisce il senso dell'Eucarestia appena celebrata in occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Poi, dopo un lungo giro in papamobile, inaugura e benedice la scultura intitolata Angels and Words, realizzata dall'artista canadese Timothy Schmalz. Il tema di quest'opera rimanda alla lettera agli ebrei, in cui si legge: «Non dimenticate l'ospitalità, alcuni praticandola senza saperlo hanno accolto degli angeli», e Francesco dice il perché ha voluto quest'opera in mezzo alla piazza, centro del mondo e della cristianità. Ho voluto quest'opera artistica qui in Piazza San Pietro affinché ricordi a tutti la sfida evangelica dell'accoglienza. A togliere il telo bianco che copre la statua in bronzo e argilla una famiglia di camerunensi che il Papa abbraccia e saluta, poi si avvicina, nota i migranti raffigurati provenienti da diversi contesti culturali e razziali e anche da diversi periodi storici. Sono messi vicini, stretti, spalla a spalla, in piedi su una zattera, coi volti segnati dal dramma della fuga. Al centro, appunto, le ali di un angelo, come a suggerire la presenza del sacro tra di loro. La giornata del migrante e del rifugiato è stata celebrata anche in diocesi con la Santa Messa presieduta dal Vescovo nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari. Monsignor Tarasini ha spiegato il significato del tema non solo migranti e ha invitato a non essere indifferenti verso l'altro. Sentiamo. Il mondo in una messa, la giornata del migrante celebrata a Rupinaro ha coinvolto persone provenienti da varie parti del mondo. Il Vescovo ha proposto alcune riflessioni. La prima: vivere pensando solo a se stessi ci distacca dalle necessità del mondo. Ci fa pensare solo a noi stessi, ci fa dimenticare il senso della vita. Secondo, l'invito a non avere paura dell'altro. La paura ci toglie il senso del ragionamento, della riflessione, dello sguardo obiettivo, a meno che non si tratti semplicemente del nostro egoismo. Terza riflessione dunque, l'invito a farsi prossimi all'altro, a mettere gli ultimi al primo posto e condividere con loro la vita anziché escluderli. Ma vedete come si allarga questa esclusione? Diventa esclusione di tutti coloro che ci danno fastidio. Certo è un tema complesso, dice Don Beppe Culoma dell'Ufficio Diocesano Migrantes, ma queste giornate servono per aumentare la consapevolezza e contrastare l'indifferenza. Occorre superare gli slogan di chi dice dobbiamo chiudere tutto e superare gli slogan di chi dice apriamo tutto e capire, comprendere che occorre lavorare per una politica adeguata, reale, che affronti questo problema. Alla celebrazione c'erano fedeli italiani, moldavi, ucraini, nigeriani, latinoamericani e filippini, ciascuno con le proprie tradizioni. In Moldavia c'erano problemi, non c'era futuro? Sì, per lavoro, per i bambini che devono studiare, devi farsi un futuro e tutti noi siamo andati quasi in tutto il mondo. Noi vogliamo integrarci, però troviamo queste mura che non ti guardano come una cosa diversa, strana, allora questo ci fa un po' andare indietro e non ti aiuta. Da dove arrivi? Da quale paese arrivi? Lampedusa. E prima di Lampedusa? Napoli. E di quale paese africano sei? Nigeria. Violenza contro le donne. In 2 casi i carabinieri di Lavagna e Santa Margherita Ligure hanno applicato il cosiddetto codice rosso. Nel primo i militari hanno arrestato uno straniero 23enne con precedenti, reo di aver minacciato, maltrattato e aggredito l'ex fidanzata di 18 anni, anche lei straniera. Il giovane sconterà gli arresti domiciliari nella sua abitazione. Un provvedimento di allontanamento invece è scattato per un 56enne di Rapallo, a sua volta con precedenti, perché continuava a maltrattare la compagna, reato commesso già nel 2017. L'uomo si trova momentaneamente ricoverato all'ospedale di Lavagna.
Questa mattina un uomo di 88 anni ha avuto un arresto cardiaco nel porto di Lavagna intorno alle 11. Sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Lavagna e l'automedica Tango 1. Il personale sanitario ha rianimato l'uomo che è poi stato trasportato all'ospedale di Lavagna. Scade oggi l'ordinanza della Capitaneria che consentiva l'utilizzo temporaneo del molo Langano e del pontile 1 al porto Carlo Riva di Rapallo. Le imbarcazioni hanno già lasciato lo scalo. Domani si torna alla situazione di fine luglio in attesa dei lavori di ripristino definitivi. Sentiamo. Si attende a breve il progetto definitivo di messa in sicurezza del porto Carlo Riva di Rapallo. Lo aspetta la città intera che sull'attività dello scalo conta molto e guarda con timore alla stagione invernale. A rassicurare però il comune. Il sindaco spiega che per il progetto è una questione di giorni e che gli uffici sono costantemente in contatto con la proprietà e la regione. La questione è delicata, ricorda Bagnasco, e necessita di tutto il tempo a disposizione. Intanto però oggi scade l'ordinanza della Capitaneria di Porto che consentiva la riapertura temporanea del molo Langano e del pontile 1, almeno per l'ultimo scampolo d'estate, e domani si torna alla situazione innescata dopo la chiusura di fine luglio, con le imbarcazioni che già in queste ore hanno lasciato lo scalo. Intanto che cosa si prova a vedere la situazione di un porto che in queste ultime ore si è svuotato per l'effetto dell'ordinanza che va a terminare con oggi? Beh, certamente i sentimenti sono tanti e tutti di tristezza, ovvio, soprattutto per tutti noi che lavoriamo qua da ormai tanti anni. Siamo abituati a avere le barche attorno e quando c'è il vento come oggi sentire solamente il suono delle tartie e non il rumore del vento e basta. Dovrebbe arrivare a breve il progetto definitivo, che poi è quello che si aspetta per poter ridare un volto al porto. Ecco, che cosa chiedete? Ma noi abbiamo estrema fiducia e stima nella famiglia Riva, quindi su quello è l'unica certezza che abbiamo. Quello che ci spaventa anche proprio con gli eventi che ci sono stati ultimi sono le lungaggini, sono le possibili interpretazioni giuste o errate che possono essere, ma soprattutto la burocrazia, perché qui ogni giorno che passa di ritardo, ogni giorno di tempo che ogni ente si prenderà in più, vuol dire mettere a rischio la stagione estiva. Una giornata commemorativa e una targa in memoria degli sforzi compiuti dopo la mareggiata che un anno fa ha colpito il Tigullio e in particolare il Tigullio occidentale. Lo ha chiesto il consigliere regionale Augusto Sartori, che ha scritto a questo proposito al presidente della regione Liguria Giovanni Toti e al presidente del consiglio regionale Alessandro Piana. Ritengo sia necessario, sostiene il consigliere, rendere omaggio a coloro che dalle ore successive si attivarono per intervenire prontamente, civili, militari, regione Liguria, città metropolitana, sindaci e amministrazioni comunali. Riprenderanno a ottobre gli interventi di ripristino del litorale di Borgo Renari e Vatrigoso con la realizzazione di una scogliera di massi e con il ripascimento finale della spiaggia con 15.000 metri cubi di sabbia. Nel contempo saranno anche effettuati gli interventi sui pennelli di Sant'Anna a difesa dell'arenile della Baia delle Favole. Entro la fine del prossimo mese gli uffici del Comune invieranno progetti per l'ottenimento di ulteriori finanziamenti per il completamento degli interventi a Renà e il rifiorimento della diga del Porto e l'ulteriore consolidamento della diga a Portobello. La Regione inoltre ha stanziato 93.000 euro per la progettazione di altri interventi, tra i quali la prevenzione del dissesto spiaggia Ottagono, il riempimento e il ripristino del muro di cinta della terrazza dell'ex convento dell'Annunziata, il consolidamento del muro del Belvedere sulla Baia del Silenzio, in via dei Cappuccini e il consolidamento del muro di sostegno nell'area adiacente alla chiesa di San Nicolò. In vista della costruzione del nuovo depuratore, Sesti Levante investe nella sua rete fognaria. Lo fa attraverso un progetto di pulizia dell'intera rete, lunga circa 70 km, che sarà eseguito da Iren per la prima volta in Liguria. L'intervento inizierà la prossima settimana, sarà effettuato con un sistema idrico ad alta pressione che consente di aspirare liquami e detriti e di erogare acqua. Parallelamente si procederà a un censimento delle condotte già esistenti che servirà per individuare le parti più vecchie da portare all'attenzione della città metropolitana per il prossimo piano di investimenti.
Iren sarà affiancata in quest'opera dal personale del servizio ambiente del comune per individuare, specie nelle zone più complesse, eventuali allacci che non sono conformi. I primi interventi avranno luogo a partire da oggi, lunedì 30 settembre, coinvolgeranno Riva Trigoso, zona Valle Lago, Manierta, Trigoso, Via Magellano e Bunker. La durata dell'intero intervento di pulizia è fissato in 3 mesi di tempo. La Polizia Municipale coordinerà le problematiche alla viabilità conseguenti all'attivazione dei cantieri sulle strade cittadine. Ora, da Sesse Levante ci spostiamo a Moneglia. Il Comune sta per avviare il cantiere per il completamento del lastricato in via Libero Longhi. Intanto la città si prepara a festeggiare il decennale del gemellaggio con la cittadina tedesca di Engen. L'intervista al sindaco. La seguiamo insieme. Completata la riqualificazione della piazzetta delle Poste, il comune di Moneglia mette mano al controviale di Corso Libero Longhi. Nelle prossime settimane aprirà il cantiere in corrispondenza delle cosiddette scalette gemelle che collegano il centro città al lungomare. Il lastricato andrà a sostituire l'asfalto, completando il tratto sino ai bagni Letizia. I lavori consistono sia nella pavimentazione, che ora è in asfalto, che viene pavimentato in pietra, sia nel completamento di sottoservizi, illuminazione e rete urbana. Quanto riguarda i costi? Il costo dell'opera complessivamente si aggira intorno ai 250.000 euro. Abbiamo attinto un finanziamento regionale partecipando a un bando del settore turistico per 120.000 euro e la differenza ovviamente a carico del bilancio comunale. Moneglia archivia intanto l'estate. Partita a rilento, dice Magro, in piena stagione c'è stato un buon recupero. La città si prepara ora a celebrare il decennale del gemellaggio con la città tedesca di Engen, un legame nato a fini turistici ma anche per favorire scambi culturali e che nel tempo ha dato risultati positivi. Per festeggiare questo anniversario sono previste una serie di manifestazioni che partiranno da giovedì sera con un concerto di musica genovese, andranno avanti il venerdì con un concerto di musica classica e si completeranno il sabato con una serata musicale italiana, dopo altri eventi come l'intitolazione di una via a questa cittadina tedesca e eventi come le visite guidate, perché parteciperanno circa 100 persone provenienti dalla Germania, alcuni non sono mai venuti in Italia, quindi sarà un modo per farci conoscere. Ci sarà anche una sorta di sfida di canottaggio un po' pittoresca tra noi che siamo abituati all'ambiente marino e loro che sono sul lago di Costanza. Hanno preso il via quest'oggi i lavori per la rimozione della tubazione dell'acquedotto dal canale di deflusso delle Acque Bianche in piazza Roma, lato sud, a Chiavari. Dopo quello di via Damiano Chiesa, il secondo di questo tipo che il Comune porta avanti insieme ad Iren. Per consentire questo intervento sono in vigore alcune modifiche alla viabilità nel tratto interessato. Sino a fine lavori è vietata la sosta con rimozione forzata dei mezzi sia nella parte sud di piazza Roma sia nella parte a levante di via Nino Bixio. La circolazione veicolare invece sarà consentita sia nel tratto mare della carreggiata dalla piazza sia nella corsia a mare di via Nino Bixio. I lavori, se non ci saranno problematiche legate alla presenza di sottoservizi, dovrebbero durare alcune settimane. Scattano oggi alcune modifiche al servizio di ATP con l'anticipo degli orari di partenza di alcuni autobus su richiesta avanzata dai passeggeri. In particolare alcuni degli orari sono stati modificati sulla base delle diverse uscite scolastiche oppure in base agli orari ferroviari. Vengono anticipate di 5 minuti la partenza della corsa della linea 2B da Chiavari Capolinea alle 6:30, quella della linea 2 in partenza sempre da Chiavari Capolinea alle 7:45 e quella del servizio scolastico da San Salvatore che passa dalle 6:50 alle 6:40. Inoltre verrà ripristinata la corsa della linea 9 delle 14:10 da Chiavari a Rapallo, mentre la corsa della linea 97 da Zoaglia a Semorile delle 14:20 verrà anticipata di 5 minuti. La corsa della linea 90 da Zoaglia a Rapallo delle 14:55 verrà anticipata alle 14:05 e sarà istituita la corsa da Rapallo a Zoagli alle ore 13:20. Il laboratorio ARPAL di Genova si è arricchito di alcuni strumenti all'avanguardia nell'analisi dell'amianto e delle microplastiche. Questa mattina inaugurazione. Grazie a un finanziamento di 400.000 euro stanziato dalla Regione Liguria è stato possibile effettuare l'acquisto di un nuovo microscopio elettronico a scansione, il SEM, e anche di un microscopio micro-RAM.
Si tratta di 2 macchinari che portano la filiera analitica della microscopia elettronica ARPAL allo stato dell'arte, soprattutto per quanto riguarda la ricerca delle fibre di amianto, una tipologia di analisi particolarmente richiesta in Liguria. Nel 2018 il laboratorio ARPAL ha effettuato oltre 420.000 analisi su 35.000 campioni, 170.000 a Genova, mentre quest'anno siamo a 270.000 analisi su 21.500 campioni. La scuola di musica della Filarmonico Cristoforo Colombo, grazie anche alla collaborazione con il comune di Santa Margherita Ligure, propone nella sua offerta formativa per il secondo anno il Children's Music Laboratory. Domani alle ore 16 si terrà una lezione aperta per i bimbi di età prescolare dei 3 anni in su e le famiglie interessate presso la sede sociale. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, 1° ottobre. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per martedì 1° ottobre. Mercato agricolo e delle autoproduzioni, presente in via Salvi a Sestri Levante, dalle 9 alle 13. Dalle 9 alle 14 è aperto alle visite il Museo Archeologico di Chiavari in via Costaguta. Aperto dalle visite anche del Museo del Merletto di Rapallo, nella biblioteca di Villa Tigullio, dalle ore 14.30 alle 19.30. Inizia a Sestri Levante il campionato di safari fotografico subacqueo, alle 17 la presentazione della competizione organizzata dal Club Sub di Sestri nell'Hotel Due Mari. Premio Mario Novaro alla Riviera Ligure nella Biblioteca Universitaria di Genova in via Balbi. Alle 17 la cerimonia di consegna allo scrittore Marino Magliani. Al Cinema Ariston di Sestri Levante, Mario Pirovano porta in scena lo spettacolo Mistero Buffo di Dario Fo e Franca Rame per i 50 anni dal debutto dello spettacolo, l'inizio alle 21. Prosegue a Chiavari la rassegna di teatro dialettale Elio Rossi. Alle 21 all'Auditorium San Francesco la compagnia La Torretta porta in scena lo spettacolo Cacciatore del Bosco. Torniamo in studio, è terminata 1-1 la sfida fra la Virtus Entella e il Benevento, valida per la 6ª giornata del campionato di calcio di Serie B. In casa dei campani i biancocelesti hanno subito gol nel primo tempo, ma hanno poi saputo reagire conquistando il pareggio a pochi minuti dal fischio finale. Sabato un'altra trasferta, questa volta a Crotone. Vediamo. Un punto prezioso, quello conquistato dalla Virtus Entella Benevento contro una delle migliori squadre del campionato, con una rosa di giocatori che ha militato per la quasi totalità in Serie A ed allenata dal campione del mondo Pippo Inzaghi. Noi siamo stati bravi a rimanere in partita, la verità è questa, siamo stati bravi a rimanere in partita fino alla fine e poi sai, in B capita tutto, capita un calcio di punizione, un'azione strana, un'azione importante, la puoi sempre pareggiare. Il nostro obiettivo era quello di rimanere in partita e poi tentare negli ultimi minuti di fare comunque quello che poi è riuscito. I padroni di casa hanno attaccato soprattutto nel primo tempo e il gol è arrivato al 20° con Kragl. I biancocelesti hanno saputo reagire, il pareggio è arrivato al 37° del secondo tempo con Leonardo Sernicola, entrato a sostituire l'infortunato Mauro Coppolaro. È lui a cogliere la deviazione di un difensore del Benevento sugli sviluppi di un calcio di punizione di Paolucci. Loro hanno qualità, sapevamo che potevano allargare il gioco continuamente giocando con un giocatore a piede invertito, ma noi lì dovevamo andare alle mezzali e fare retrocedere Schenetti e lavorare contro 2 centrali del Benevento. A volte l'abbiamo fatta, a volte no, perché abbiamo perso anche molti 1 contro 1 e molti palloni in uscita e lì soprattutto nel primo tempo il Benevento c'è stato superiore soprattutto sull'impatto della partita che hanno avuto e sull'aggressività. Lì noi abbiamo peccato un po'. Nel secondo tempo abbiamo rimesso un po' tutto a posto. È vero che il Benevento poteva raddoppiare, soprattutto in quell'occasione dove è stato bravissimo Nikita e i nostri difensori, ma è anche vero che noi siamo usciti 2 o 3 volte, la parata di Montipo su De Luca, un po' meglio, ma ci siamo alzati un pochettino. Per Sernicola, 22 anni, la prima rete in Serie B. Per la Virtus Entella 5 punti conquistati nelle prime 3 trasferte stagionali e ora arriva la sfida contro il Crotone sabato alle 15. Noi abbiamo avuto il merito di rimanere in partita e abbiamo lottato tutti insieme e siamo riusciti ad ottenere un grande punto che per noi è stato importantissimo. Il Benevento è una grandissima squadra in tutti i reparti, però l'abbiamo preparata bene in settimana grazie al mister e al lavoro di tutto lo staff che ci ha portato a questa partita, a giocarla nel migliore dei modi e bene così per il pareggio finale.
Benevento Entella andrà in onda martedì sera alle 20:30 su Telepace 3 al canale 115 e in contemporanea in alta definizione al canale 515. Mercoledì invece su Telepace 1 al canale 15 a partire dalle ore 23. Passiamo alla pallanuoto. Rapallo conquista la Final Six di Coppa Italia Femminile 2019. Nella prima fase del torneo le giallo-blu sono state impegnate nel girone B disputato a Firenze insieme a Bogliasco, Ancona, Florenzia e Roma. Rapallo ha chiuso la classifica del girone al secondo posto. La qualificazione aritmetica alle finali di Coppa Italia in programma a dicembre è arrivata al termine della sfida con le padrone di casa della Florenzia. Match sulla carta non semplice che però Zanetti e compagni hanno affrontato col piglio giusto delle prime battute, conducendo 6-2 al termine del secondo tempo e incrementando il vantaggio fino alla sirena che ha chiuso il match sull'11-6 per le ruentine. Nel match contro la SIS Roma, detentrice del titolo valido per il primato del girone, la vittoria è andata alla squadra della capitale che ha chiuso sul punteggio di 12-7. Primo obiettivo raggiunto dunque per la squadra di Mistero Antonucci che ora prepara la prima di campionato in trasferta a Padova. 3 ragazzi del liceo Marconi del Pino di Chiavari parteciperanno ai campionati mondiali studenteschi di beach volley che si svolgeranno dal 3 al 10 di ottobre a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani. I ragazzi sono Simone Podestà, Federico Tomà e Denea Figini. Passando attraverso le fasi dei campionati studenteschi hanno vinto la fase nazionale qualificandosi quindi a questa importante kermesse mondiale. Questa era l'ultima notizia del nostro giornale. Prossimo appuntamento, come sempre rinnovato a domani, 12:45 TG13. Grazie per la vostra cortese attenzione, una buona serata a tutti e arrivederci.